Ed eccoci qui, Marco mi ha fatto cambiare stream perché l'altro purtroppo aveva dei problemi con YouTube e siamo finalmente tornati live, mi auguro. Ok, we back, yes, Lafgard, yes. We are sorry, but there are some issues with YouTube and we are trying our best, but sometimes YouTube is not so easy to work with. So siamo di nuovo live. Allora, non so se avete già visto queste maschere, ve le ripropongo. Siamo ritornati live da Venezia e vi mostro questo piccolo angolo dove ci sono alcune foto che si stanno facendo fotografare. Guardate anche cosa si vede al di là del canale. Guardate che meraviglia. Ecco qui un'altra maschera che si fa fotografare. Guardate che spettacolo con la gondola. Spostiamoci. E qui c'è una bellissima signora che si sta facendo fotografare con questo. C'è anche lui. In mezzo ci sono un sacco di maschere simpatiche, più attuali, ma veramente molto molto belle. E guardate nel frattempo quanta gente sta arrivando verso la piazza, per cui dopo proveremo a ritornare in piazza, ma come abbiamo già potuto vedere prima la connessione non è sufficiente, per cui proprio dovuto alla troppa gente che sta arrivando. Ma ci proviamo ovviamente, vediamo se siamo un po' più fortunati. Ritorniamo anche da questa parte, più verso la riva, più verso il bacino di San Marco. Guardate, abbiamo anche un papa con, non so cosa possa essere. Vediamo, di qua ce n'è un'altra. Let's have a look at this one. Thank you Millie for your donation. Grazie mille Millie. Yes, it's really beautiful. I think it is fantastic, but for the live streaming it's a problem because we have technical issues with the connection, so it's not so easy. We find another one.
Eccoci con un'altra maschera. Sei capace di farla? Perché solo scherzare là, solo scherzare. No, Slavkat, but there are too many people, too many phones, and so the connection is unstable, and you have to think how many people there are with sharing their picture with Facebook, Instagram, all the social. So unfortunately for us it's a problem. Guardate che spettacolo, i vestiti così ricamati, così perfetti. E guardate anche la pazienza di farsi fotografare per ore da tutti e con tutti. Andiamo in cerca, ecco qui c'è un altro gruppetto. Questo in tipico vestito giapponese. E qui ritorniamo invece sul nostro classico vediamo, qui c'è un altro gruppetto di gente che sta fotografando qualcosa, andiamo a vedere chi e cosa. Ah, un altro vestito tipico giapponese. Giapponese, ma fai una fotografia? We are over 200 people, so guys, thank you a lot. Also with all the problems, we are really... Ok, questo ci saluta. We are really lucky. Thank you guys. Ah, ok, ma qui c'è proprio una rappresentazione giapponese, ecco perché tutti questi costumi tipici loro. E mi fa veramente molto piacere che siamo, appunto, stavo dicendo prima in inglese, più di 200 persone, nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto all'inizio per andare online. Per cui grazie anche della pazienza e continuate ovviamente a seguirci per tutto il tempo. Dopo proviamo ad avvicinarci alla piazza, perché c'è anche un palco pazzesco quest'anno e prima c'era in corso uno spettacolo che probabilmente ci ha appunto fregato con la connessione. Donna barbuta è sempre piaciuta.
Volevo mostrarvi queste maschere che girano da prima, che sono molto molto belle, delle mongolfiere. Vediamo se riesco a raggiungerle, perché sono sempre accerchiate da un sacco di persone. Vediamo di anticipare le altre persone e arrivare da qua, vediamo se riusciamo a vederle. Ma non è facile, c'è troppa gente. Vediamo di fare il giro e magari di raggiungere dall'altra parte. Abbiamo anche Batgirl qui, Batwoman 2. Eso proprio gruppo. Ah, stanno alla volta. Abbiamo due supereroine. Guardate le ali di questa maschera, che belle. Qui invece ritorniamo sui vestiti tipici e una maglia che si è intrufolata. Riproviamo ad avvicinarci alle mongolfiere, che sono super fotografate. Let's try to move this way and show you these beautiful masks that are really nice. We have also a cloud here. Il problema è che sono talmente alte che bisogna allontanarsi, ma appena c'è uno spiraglio qualcuno si intromette. Ok, no, basta. Ci abbiamo provato. Comunque sono molto carine e molto apprezzate da tutti che le stanno fotografando continuamente. Qui ci sono invece due innamorati, two young lovers. Look how sweet. Guardate che dolce, che bella anche la posa, lo sguardo. Probabilmente è una coppia vera, nel senso. Proviamo ad addentrarci da questa parte e vediamo come va. Intanto vi mostro due arlecchini simpatici. Two typical arlecchinos. Guardate i colori e tutti i drappeggi dei vestiti. Look at all the fabrics, all the colors. Really nice. Let's walk this way. Ok. Guardate che eleganza di questi vestiti. They're so elegant, so stylish.
Qui c'è anche una bambina vestita che è carinissima. Ed è molto bello che questa tradizione venga poi tramandata ai bambini. Ciao Paloma, benvenuta. Andiamo a vedere questo spettacolo. Veramente molto bella questa rappresentazione. Tanto vedete che stanno continuando ad arrivare maschere, continuando ad arrivare coppie, gruppi di amici vestiti in maschera. Guardate che bella. Ecco altre maschere sedute qui in angolo, ce ne sono un po' che si stanno riposando, ma andiamo a vederle lo stesso. Thank you Han, thank you a lot, grazie mille. Qui sto prendendo il sole. Giuseppe Verdi al sole, intanto arrivano altre maschere che si siedono a fianco a lui per riposarsi, perché ovviamente pesano molto e per cui stancano anche molto. Ne stanno arrivando altre, guardate che spettacolo, che belle. Che poi lui mi fa impazzire perché, cioè, se si guarda un quadro è proprio lui. Let me show you this group. Guardate che bello anche questo gruppo. Seba, are there some kind of dances?
Yes, there are a lot during the carnival. Today, of course, is only for pose, for pictures, and look how beautiful they are. But there are a lot of palaces in Venice that organized a lot of ballets, so and party with all these masks are really nice. You can also take just a second. Take the mask only for one night. You can rent it and pay the ticket for this party. But you have to take just today, I think, for the 2026 Carnival. Sono feste super richieste, molto a numero chiuso, per cui sì, dovete già correre a riparo e vedere i biglietti, la data d'uscita dei biglietti, perché appena escono vengono subito venduti all'istante, poi vi noleggiate un vestito e potete partecipare alle feste, ovviamente. Proviamo a vedere Piazza San Marco se la connessione rimane. Guardate quanta gente che c'è più in fondo. Qui c'è ancora un canale di passaggio, però lì è completamente pieno di gente. Torna un peu vers le campanile là. Vous m'attendez là? Non so, 5 persone. Mi prendono tutti quanti. Io li guardo e faccio, ragazzi, non dovete fare queste cose a me. Io sono tranquillissimo. Guardate che carini anche questi qua con tutti questi specchi. Fateveli inquadrare meglio. Ecco qua. Matteo, sembra che... Anche loro con i telefoni in mano comunque. E vi faccio notare che prima ho visto sui commenti che scrivevate che quella maschera stava mandando un messaggio. Ma ormai è la quotidianità, per cui... Ecco che ne arrivano altre. Dopodiché proviamo ad entrare in piazza. Proviamo ad andare di qua e vediamo se la connessione rimane stabile. Guardate anche questa maschera che bella. Allora adesso vi chiedo una cortesia, proviamo ad entrare in piazza San Marco e se la connessione va un po' a perdersi, per favore scrivetemelo nei commenti che esco subito e ritorniamo in bacino, ritorniamo in riva, così riusciamo a proseguire col nostro video.
Nazareth ben bizi. Vedete anche quanti lì stanno prendendo lo spritz, si stanno riposando, vediamo se riesco a mostrarveli. Loro sono a riposo. Aspetta, vogliono fare una foto solo per Magari. Invece continuiamo la nostra passeggiata perché anche qui ci sono delle maschere incredibili. Ma abbiamo problemi di connessione, se la connessione ritorna. No, dai, prendiamo quelle note. Fatemi camminare un po' più veloce che torniamo in una posizione con una connessione un pochino più stabile, così siamo sicuri che il video continua e si vede bene. No, Corea. Per favore! Sì, è pieno, penso che ci siano qualche miliardo di coriandoli per terra. Ce ne sono in quantità incredibile. Pensa che poi dopo ne avevamo data un'altra a 78 euro. Lì continua la rappresentazione, noi proviamo a vedere invece da questa parte se vediamo qualche altra maschera. Comunque ragazzi, ho provato a portarvi a vedere il caffè quadri così, ma purtroppo c'è troppa gente e la connessione non è sufficiente. I just try to show you all the square and all the cafes, but there are too many people, so we can't walk there, and we are coming back here in front of the Bacino San Marco. Guardate che belli, che colorati.
E guardate qui queste famiglie, queste due famiglie, sono due papà e due mamme con i loro bambini vestiti da doccia, comunque molto simpatici, soprattutto i bimbi vestiti da nanna. Lei ha il pigiama di... Grazie Paloma, thank you. Ma è troppo lungo, fa schifo, sembra troppo lunghi. In inglese fanno come solita i quadrati, la partita sono bloccati perché Las chicas de antes. Es que no pueden ir más. Andiamo da questa parte, vediamo se è arrivato qualcosa di nuovo. Anche loro sono in pausa, ma guardate che belli, seduti al sole. Da questa parte non mi... Ah sì, c'è una maschera molto bella lì. Proviamo... Passeggiamo un po' di qua. Vediamo cosa c'è. Ma questa qui, Marisa. Ci sono anche due vestiti da cigno. Oui, elle a dû les prendre, hein, parce qu'elle est- So cute, so funny. l'idea è quella che... Non vuoi farti una foto con il cervo? Guardate invece che particolare questa maschera. Con le due galline sul cappello. Look how cool this mask with the two chicken on the top of the cap.
à droite. Torniamo di qua. More than 400. Yes, Slavgard, it's I think a record for us. Or maybe last year during Carnival was the same people. I don't remember, but thank you a lot to all of you. Grazie davvero a tutti per appunto 400 persone che ci stanno seguendo. Grazie Mr. Circle Strafe. Thank you a lot. Carnival is always popular, yes, and I think this is of Venice. It's one of the most beautiful around the world. Guardate com'è rifinita la maschera. Look how refined is the mask. It's really nice. And let's see what we have here. Top di gamma, bene. Siamo in giro. A Miragno ci vediamo. Spettacolari, complimenti. Ciao Ellie. That's the photo. We've got it. We've got it. Ecco qua il sindaco. Guarda qua, via. Dai, fammela un po'. Se gliene andai in ospite. Il bello è che lo spirito del carnevale è sempre molto molto allegro, molto goliardico e quindi ogni anno è sempre bello. Yes, here it's almost 5 p.m. so the sun is getting down. Questo è quello di prima, se non ricordo male. Abbiamo anche una marinaia.
Anneler falan burada. Questi invece non sono travestiti, ma sono proprio gondolieri che aspettano di iniziare un tour. Guardate che eleganti questi invece, questa coppia in verde e grigio. Ah, magari. Après, faut y aller. Vediamo qui sotto se c'è qualche nuova maschera, vedo un sacco di gente che fa foto, vediamo. Torniamo da questa parte. Torniamo un po' da questa parte e vediamo cos'altro troviamo. C'è anche un Super Mario. Vediamo invece qui sono tutti che riprendono, che fanno foto, vediamo cosa sta succedendo. Anche se mi sa che è troppo tardi, perché ormai tutti applaudiscono.
anche. Visto? Ah, un gruppo di suore e preti. Bella anche questa maschera con tutti i quotidiani, con i giornali. Vai, vai, corri, corri, corri. Guardate il nonno qui, signore. Scene quale fare noi, Sì. Nel frattempo continuo a camminare e a inquadrare perché in mezzo a tutta questa folla c'è comunque sempre qualche vestito che merita. E magari non lo vedo perché sto cercando qualcos'altro e mi passano a fianco e non li noto. Sì, perché lei... Vediamo anche questi. Let's have a look to this couple of people. Qui c'è sempre l'angolino del riposo. Andiamo a vedere. Guardate che spettacolo questi blu. Look how beautiful. This trio with the blue dresses.
una sì. E questa è la signora di prima che era seduta al caffè. Aspetta un attimo. Allora qui c'è anche Guarda che però diventa un po' subito in un attimo. E ritorniamo infine sulla nostra riva dove siamo certi trovare sempre belle maschere. Vediamo se è arrivato qualcosa di nuovo. Have a look if we find some new mask. 33. Così dopo mi riempio la batteria, mi riempio tutta la memoria. No, mi riempio tutta la memoria. Sei, falla il canale. Anche lui. Signor. Vediamo da questa parte cosa troviamo. Qui si stanno fotografando tra loro quella bellissima vista dietro dell'isola di San Giorgio. Guarda di là. Guarda di là. Vieni con il braccio, metti sull'altro braccio la capoccia, metti la mano. Sei qua è giusta. Guardate che bella anche questa famiglia. Grazie. Just like that.
Guardate che carino il bambino. Con la maschera. Tu magari sei andato indietro, il tempo non si è rollato, ma io ho seguito, quindi... Anche i due signori di prima. Ja se hvaštite za jakinca i dobar dan. Čekaj podraga. Отие, които ходят в различните държави. Les maths, quand je vais leur demander si on peut aller Eccola qui su un pontile un'altra, andiamo a vederla. Vuoi fare la fotografia? Guardate con la luce del tramonto che spettacolo, che bello. Aspetta che... Qui c'è sempre sto cane che abbaia dalle 3:30 che eravamo qui. Grazie Didi for your donation, thank you a lot. Daniela, dale la mano a mamá y déjate de papel. Daniela, por favor. Guardate che bella questa coppia. Dale la mano a mamá. Ah, fila in fardo. Ecco qui ci stanno spostando quelli che abbiamo visto prima. Ah, questa è la coppia che mi piace un sacco con questo vestito verde e grigio bellissimo. This is one of the most beautiful couple I've seen today. I think it's my favorite of the day. With the green, the light green with the light gray fabrics, with the white mask, with all the roses on the head. I really like it. Qui abbiamo anche Sailor Moon e un prete. E questo arancio non mi sembra di averla mai vista, per cui andiamo a vedere anche lei.
Ah, vedete che bella con la bandiera di Venezia sul mantello. With the Venice flag with the golden lion. Leone di San Marco. Hai visto la pantofla? E vabbè, c'è l'Oriente che è legata a Venezia, no? E quindi ragazzi, anche per questa live del carnevale direi che è tutto. Mi auguro che vi sia piaciuto, che abbiate visto degli scorci di San Marco e delle maschere veramente meravigliose. Grazie per la pazienza iniziale, che purtroppo abbiamo avuto alcuni problemi. E continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale e anche su Facebook, sui nostri social, e fateci sapere dove vorreste andare con la prossima camminata live insieme a me oppure a Igor. So thank you a lot guys for have this walk with me. I hope you enjoyed all the masks, all the fabrics, all the glimpse of this beautiful sunny day here in Venice. And please follow, subscribe to our channel, follow us on I Love You Venice Facebook, and let us know where you will go with the next live walk with me or Igor. So that's all from Venice. Da Venezia qui appunto è tutto. See you very very soon. Vediamoci veramente molto molto presto. Vi aspettiamo sui nostri canali. E intanto vi lascio con questo scorcio meraviglioso. Da Venezia è tutto, sono Sebastiano, vi ringrazio di cuore per tutto e ci sentiamo ragazzi, a prestissimo, ciao ciao! Parla questa cosa di chi si poi